I musei solitamente sono collocati all'interno di edifici non appositamente costruiti, ma diventati tali a seguito di interventi di riuso di ex abitazioni. Tra questi, Casa Carbone di Lavagna, che nell'ambito degli spazi abbastanza ristretti di un'abitazione borghese del periodo tra 800 e 900, conserva testimonianze di vita dei donatori assolutamente integre e particolari. E questa puntata di Passaporto Tigullio è dedicata proprio a Casa Carbone di Lavagna. Ad accompagnarmi nel viaggio alla scoperta prima del giardino e poi della casa è Patrizia del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Buongiorno Patrizia. Questa casa è gestita dal FAI perché c'è stato un lascito direttamente dei fratelli Carbone. Sì, infatti Emanuele e Silvia Carbone avevano la grande preoccupazione di trovare qualcuno che potesse occuparsi della loro proprietà e lasciarla intatta come loro l'avevano conservata. E così hanno scoperto il Fondo per l'Ambiente Italiano, che come saprete si occupa di restauro, conservazione e apertura di molti beni artistici e culturali in tutta Italia, e quindi poteva garantire di trasformare la casa in casa museo, come effettivamente poi è avvenuto. Si è evitato quindi quello che talvolta succede con i trasferimenti di valore durante l'eredità, magari gli eredi non consapevoli del valore anche storico di quello che ricevono possono rischiare di disperdere. Certo, questo succede spesso. Inoltre bisogna considerare che i fratelli Carbone non avevano eredi diretti e peraltro avevano invece un grande patrimonio artistico da lasciare, e quindi volevano che ne fosse garantita la tutela. Patrizia, prima di entrare in casa facciamo un giro qui nel giardino? Certo, qui ci troviamo in questa piccola oasi di verde che è un po' il cuore di Casa Carbone e anche il cuore del centro storico di Lavagna. Difatti questo è un piccolo giardino nascosto da questi alti muri di cinta ed è un po' anche un tipico giardino lavagnese in cui ci sono agrumi, limoni, mandarini, e poi in cui ci sono anche alcune piante particolari. Sul fondo c'è un albero del corallo, un corallodendron, tipica pianta sudamericana che fa un fiore a grappolo rosso, carnoso, molto particolare. Così come dall'altro lato c'è un albero di palta. La palta è un albero anche questo sudamericano, una parente, diciamo così, dell'albero di avocado. Una bella collezione di ortensie. Difatti il giardino di Casa Carbone è stato ricostruito come erano i giardini di fine 800, quindi con queste specie che allora si usavano. E passeggiando per il giardino di Casa Carbone noi entriamo all'interno della casa e entrando possiamo accedere direttamente a quello che è il salone, quindi il vano principale della casa. Casa Carbone si presenta all'esterno come un elegante palazzetto ottocentesco con la facciata affrescata alla genovese. Dal giardino si sale all'abitazione, espressione di un tranquillo e discreto vivere borghese del periodo a cavallo tra 800 e 900. Che bella atmosfera, calda, sembra una casa ancora vissuta. Certo, questa è la particolarità di Casa Carbone. Entrando qui si ha un po' la sensazione che il tempo si sia fermato, e infatti Casa Carbone è rimasta tale quale era circa un secolo fa, e questo era il desiderio di Emanuele Carbone, che ha chiesto espressamente al FAI nel suo testamento di lasciare la casa, gli arredi, ma anche la disposizione degli oggetti esattamente come lui l'aveva tenuta, perché voleva che i posteri potessero vedere come viveva una famiglia borghese agli inizi del Novecento. Patrizia, questi bei pavimenti, questi bei marmi ci riportano indietro nel tempo ai primi proprietari di questa casa, i costruttori. I costruttori sono stati la famiglia Bianchi verso la metà dell'Ottocento, e i Bianchi erano marmisti, erano quindi non dei nobili ma degli artigiani, e hanno lasciato la loro impronta soprattutto in questi pavimenti. Difatti questa è una splendida graniglia genovese della metà dell'Ottocento, ma anche nei camini in marmo. Ce ne sono 3 splendidi camini in marmo lavorato. I Bianchi hanno tenuto la casa fino alla fine dell'Ottocento, poi hanno dovuto venderla ed è andata alla famiglia Raffo, che allora era la famiglia di Stefano Raffo, che era medico condotto a Lavagna. La figlia di Raffo, Margherita, ha ereditato la casa ed è andata sposa ad Emanuele Carbone. Verso gli anni 50 Emanuele è rimasto purtroppo vedovo e si è trasferito a vivere qui in questa proprietà insieme alla sorella Siria, quindi il giro che adesso andremo a fare ci mostrerà l'abitazione di questi 2 fratelli, Emanuele e Siria. E il salone di Casa Carbone è il cuore di questa casa. Sì, questa è la sala d'ingresso.
ed è anche la sala principale. E forse è anche la sala che contiene quelli che sono i pezzi principali delle collezioni dei fratelli Carbone, che avevano delle grandi passioni riguardo al collezionismo, ed era d'altronde anche un'abitudine negli anni 50 per le famiglie che se lo potevano permettere di crearsi delle collezioni. I Carbone hanno acquistato soprattutto quadri di scuola genovese del Seicento, di cui c'era appunto un discreto mercato in quel periodo. In questo salone abbiamo due splendide opere di Giovan Enrico Weymer, pittore della fine del Seicento, che ha rappresentato qui due senatori della Repubblica di Genova. Ma in questa stanza sono rilevanti anche alcune ceramiche che erano una delle principali passioni della padrona di casa, di Siria. E abbiamo sul tavolo una splendida alzata con i putti e sulla cassapanca invece un'anfora che è un ginori dell'inizio del Novecento, quando la manifattura era ancora agli esordi. Sopra le nostre teste abbiamo un'immagine che rappresenta Cristoforo Colombo nel momento in cui presenta gli indiani alla regina Isabella. Gli affreschi della casa museo sono dell'epoca della costruzione, quindi della metà dell'Ottocento. Visitando la casa si può imparare a conoscere certo la vita di un tempo, però anche queste due persone, le ultime due persone che l'hanno abitata, l'hanno vissuta, quindi i fratelli Siria ed Emanuele Carbone. Iniziamo da Siria, non a caso siamo in cucina. Sì, Siria era casalinga e era un'ottima cuoca, aveva una grandissima passione per la cucina, cucinava ovviamente alla genovese, è famosissima per le sue torte pasqualine soprattutto, ma forse la particolarità principale è che Siria ha cucinato per tutta la sua vita e quindi fino a pochi anni fa utilizzando gli strumenti di un tempo. Siria faceva ancora il pesto nel mortaio, cucinava nelle pentole di rame e non utilizzava attrezzature moderne perché riteneva che i sapori rimanessero maggiormente inalterati se si continuavano ad usare questo tipo di strumenti. Quindi tutto secondo la tradizione. Tutto secondo la tradizione, tutto rimasto esattamente come lei lo teneva. Quali altri luoghi della casa possono essere maggiormente legati a lei? Sicuramente la sala da pranzo. Sala da pranzo alla quale si accede direttamente dal salone. Eccola qui allestita come Siria faceva per le grandi occasioni. Sì, Siria amava molto cucinare e di conseguenza amava anche ricevere, e quando aveva ospiti amava allestire la tavola con queste ceramiche che sono tutte ceramiche inglesi di fine 800 inizio 900, sono Wedgwood e Staffordshire, che lei si procurava durante i suoi viaggi in Inghilterra. Ma queste non erano ceramiche da collezione, o almeno forse lo sono anche, ma Siria le utilizzava veramente e ne aveva anche una grande quantità, difatti vedete che molte sono poi appese alle pareti. E alle pareti c'è anche un quadro che riproduce esattamente il mobile di questa stanza, uno dei mobili. Questa veramente è una curiosità. Siria teneva talmente tanto alle sue cose da volere che ne rimanesse il ricordo anche impresso sulla tela, e quindi ha fatto fare questo quadro che è esattamente identico al mobile. Questa è una particolarità, una cosa curiosa. Dalla sala da pranzo si arriva direttamente alla camera di Siria. E allora ci spostiamo verso la camera. Beh, qui si entra in un luogo molto intimo, viene quasi da chiedere permesso, sembra ancora molto molto vissuto. Sì, questa è la camera di Siria ed è una camera che parla veramente di lei. Qui ci sono tutti i suoi oggetti personali. Siria era una fervente cattolica e quindi ci sono molti oggetti di tipo religioso, ma sono anche oggetti di grande valore artistico. Abbiamo una carta gloria del Settecento, abbiamo un fazzoletto d'epoca di seta su cui è ricamata la Madonna del Ponte di Lavagna, e anche un bel quadro sempre di soggetto religioso, un riposo durante la fuga in Egitto di Scuola del Fiasella. Poi ci sono oggetti di tipo più frivolo. Nel cassetto sono stati radunati i gioielli di Siria, le sue borsette da sera. Siria amava molto andare a teatro, quindi anche borsettine da teatro, e poi comunque in tutta la stanza oggetti per la toilette, per il belletto. Dalla camera da letto ci spostiamo nel salottino barocco. Andiamo.
E questo è il salottino barocco dove Siria prendeva il tè con le amiche. Quanti ventagli! I ventagli in effetti sono un'altra delle passioni di Siria, sono ventagli d'epoca in madreperla e avorio e sono quasi tutti dei regali, la maggior parte da parte del fratello Emanuele, il quale tra l'altro ha fatto anche le teche di legno che li contengono, perché uno dei suoi hobby era appunto quello di lavorare il legno. In questo salotto si nota la presenza di Siria anche in altre cose. Ci sono ancora altri belli oggetti in ceramica che fanno parte sempre della sua collezione. In quella vetrina sulla sinistra le ceramiche sono quasi tutte di Limoges, mentre nella vetrina di destra le statuine sono della famosa manifattura tedesca di Meissen. In questa stanza è ancora importante il quadro di Giovanni Andrea de Ferrari, sempre del 600, che rappresenta Santa Margherita e il drago. E poi una particolarità, nella vetrina di destra c'è un piccolo oggetto in avorio che rappresenta Emanuele Carbone ed è stato scolpito da un noto scultore lavagnese, il Dall'Orso, che era appunto amico di Emanuele. E da Siria passiamo al fratello, quindi Emanuele Carbone, e andiamo a visitare quella che è stata la sua stanza. Nella camera di Emanuele una delle cose più importanti sono i quadri. Difatti qui abbiamo alcuni dei più bei pezzi di scuola pittorica genovese che Emanuele ha acquistato. Sopra il letto un quadro di Bernardo Castello di fine 500, la Madonna col bambino, Sant'Antonio e il Donatore, mentre sulla parete di fronte abbiamo un bel quadro del Paggi, un suicidio di Lucrezia, sempre fine 500. Ma in questa casa c'è qualcosa che non è di scuola genovese. Sulla parete di sinistra infatti ci sono due bei quadri di fine 600 di scuola lombarda. Però le passioni di Emanuele noi le scopriamo andando a visitare l'ultima stanza della casa, quindi lo studio. Lo studio infatti che raccoglie proprio tutti i suoi hobby. Emanuele aveva tanti hobby, tante passioni. Innanzitutto era un grande lettore. Sì, Emanuele amava molto leggere, soprattutto libri di storia, filosofia, storia dell'arte, ed amava anche collezionarli. Abbiamo anche una piccola collezione di libri antichi. Emanuele però amava anche dipingere. Sì, i suoi hobby erano molteplici. Aveva effettivamente una buona mano come pittore e dipingeva soprattutto ad acquarello. In tutta la casa ci sono orologi, ogni tanto ne suona qualcuno a sorpresa. Questa è un'altra passione, una delle più curiose, ma non la più curiosa, quella poi ci arriveremo, di Emanuele. Sì, Emanuele amava molto i meccanismi in generale e i pendoli in particolare. Abbiamo un buon numero di pendoli alti, che sono tutti Morbier del 700, mentre i pendoli da tavole sono parigine dell'800. È una collezione veramente molto preziosa e molto bella, e come poi hai notato tu sono tutti funzionanti. E arriviamo ai burattini. Sì, i burattini sono un hobby veramente molto particolare. Emanuele li costruiva lui, ormai l'avete capito, utilizzando soprattutto il legno, ma anche altri materiali, il tessuto, le copelle e poi oggetti, bottoni, pizzo, tessuti vari, e seguiva la commedia dell'arte e le favole, per cui abbiamo proprio delle riproduzioni molto fedeli delle maschere. Questo hobby è continuato durante tutto l'arco della vita di Emanuele, che ha approfondito anche la tecnica compiendo proprio degli studi sulla realizzazione dei burattini, quindi una cosa per lui molto importante e una caratteristica anche molto originale. E con le passioni di Emanuele Carbone, con i suoi hobby, abbiamo concluso il nostro viaggio all'interno di Casa Carbone. Io ringrazio Patrizia che mi ha accompagnato. Ricordiamo che questa casa può essere visitata da marzo ad ottobre nei weekend. Sì, è aperta infatti a tutti durante il fine settimana, ma i gruppi possono prenotare la visita guidata durante tutto l'arco dell'anno. Inoltre si tengono anche laboratori didattici per i ragazzi delle scuole, e al piano terra ci sono degli spazi che possono venire utilizzati per la realizzazione di mostre artistiche.